Assessore, la Giunta conferma l'intenzione di azzerare l'aliquota IRAP. Sì, l'aliquota IRAP viene azzerata nei territori montani della nostra regione. Questa è una volontà principale del programma elettorale del Presidente Fedriga che oggi mettiamo in campo. Lo mettiamo in campo prevedendo per le aree svantaggiate del territorio regionale appunto l'abbattimento a zero dell'aliquota IRAP. Questo interessa quindi gli insediamenti produttivi esistenti e viene, la novità importante, viene allargata anche l'agevolazione, quindi con l'abbattimento a zero dell'aliquota per gli esercenti arti e professioni, quindi i nostri professionisti che operano in territorio montano. La manovra vale 4 milioni e mezzo di euro, è un segnale importante che vogliamo dare ai nostri territori montani perché crediamo che lo sviluppo della nostra regione debba necessariamente passare attraverso la stabilizzazione delle nostre aziende, dei nostri professionisti sui territori montani, perché da qui c'è un vantaggio per l'intero territorio regionale. C'è anche al vaglio l'intenzione di allargarla ad altri territori? Sì, abbiamo accolto favorevolmente il consenso della Giunta oggi nella seduta straordinaria per valutare gli emendamenti alla finanziaria affinché questa misura sia applicata anche ai nuovi insediamenti su tutto il territorio regionale per un periodo di 5 anni, prevedendo un'aliquota pari a zero per i primi 3 anni e poi un'aliquota ridotta all'1% per il biennio successivo. Stiamo però ragionando sui criteri applicativi di questa misura al fine di allargarla anche a coloro i quali andranno ad assorbire persone che sono state escluse dal mercato del lavoro per crisi aziendali, e quindi crediamo che questa sia un'ulteriore misura che darà una boccata di ossigeno ai nostri insediamenti produttivi e alle partite IVA in generale della nostra regione, ovviamente un'iniziativa virtuosa che necessita di alcuni perfezionamenti di carattere tecnico, per cui confidiamo di licenziarla nella prossima seduta di Giunta.